Tutto pronto per la sesta premio domenica 9 aprile 1992, prima riunione, corsa che rievoca la prima gara disputata qui al Savio di Cesena. Macchina in movimento. Non corre con il 3 Dolomite VF, sono così in 7 dietro le ali dell'Autostart. All'1 Cagliostro Roberto Ruvolo, 2 Crystal RL Giampaolo Minnucci, 4 Emergenza Par Lorenzo Baldi, 5 Cluny dei Greppi Filippo Monti, 6 Can dei Greppi Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, in seconda fila 7 Eliseana Andrea Farolfi, 8 Espresso Italia Marco Stefani. L'autostart che ha raccolto i concorrenti lungo la curva di sinistra, si prepara al lancio, tutti bene a rete, disposti a far partenza. Parti. L'errore accennato di Crystal RL, va al comando Cluny dei Greppi, al largo Can dei Greppi che prova a puntare in avanti con Cluny che imbocca la prima curva in vantaggio, Can dei Greppi che prova ad arrivare al suo esterno, poi ancora Emergenza Par, quindi Cagliostro, Espresso Italia, poi Eliseana e Crystal RL in coda. 200 in 15,3 con Can dei Greppi che insiste e ottiene il via libera da Cluny dei Greppi. Allo scoperto c'è Espresso Italia che chiude in corda, Emergenza Par si trascina, Cagliostro che sposta al largo, va a fare la seconda pariglia, quarta in corda Eliseana, terza pariglia al largo per Crystal RL. 31 i primi 400 metri di gara da parte di Can dei Greppi che procede a passo costante al comando, 45,8 i primi 600 metri di corsa, con VP che prova a fermare un attimino ma arriva al suo esterno Espresso Italia. Così Can dei Greppi al comando, Espresso Italia allo scoperto, in corda Cluny dei Greppi, poi Cagliostro, quindi Emergenza Par e ancora Crystal RL, alla retroguardia rimane sempre Eliseana. 1 minuto e 3 decimi la metà gara costante imposta da Can dei Greppi, allo scoperto sempre Espresso Italia, in corda Cluny dei Greppi, poi Cagliostro, Emergenza Par, Crystal RL, si accelera in progressione a 500 metri dalla conclusione con Can dei Greppi che cerca di tenere a distanza Espresso Italia, il quale insiste sul passo al suo esterno, all'imbocco della curva conclusiva 14,1 la retta di là, 1,29,2 tre quarti di miglio, insiste Espresso Italia all'attacco di Can dei Greppi che prova la difesa, poi Cluny dei Greppi in corda e Cagliostro in pariglia, all'ingresso della addirittura d'arrivo è sempre in vantaggio Can dei Greppi, ma Espresso Italia attacca al suo esterno, poi Cagliostro, è passato Espresso Italia nei confronti di Cagliostro, al largo di tutti Eliseana nel finale, Espresso Italia viene a vincere nei confronti di Cagliostro e poi Eliseana. 29,3 gli ultimi 400 metri di corsa, 1,13,7 il percorso allo scoperto di Espresso Italia. Marco Stefani per il training di Mauro Baroncini, colori della scuderia Giovane Italia. Vince il figlio di Maharaja e Unique Griff in percorso interamente esterno. Al secondo è Cagliostro, al terzo finisce Eliseana per la vittoria del numero 8 dello schieramento Espresso Italia. Marco Stefani.